Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Quest'oggi ci troviamo nella nostra piccola cittadina di Barbary Coast, città di Mealy Island. Come potete vedere ci troviamo precisamente nella nostra zona sud, ovvero la zona industriale, che ha subito da poco diversi miglioramenti. Come potete vedere il nostro surplus finanziario è stato di fondamentale importanza anche per il miglioramento di queste industrie che, come potete vedere, si sono evolute alla massima densità. Date un'occhiata alla Primitive Assembly, ma anche per esempio alla Danielini Dynamite, sono riusciti ad evolversi al massimo. La Danielini Dynamite credo che crollerà immediatamente proprio per un incendio che è avvenuto probabilmente nelle sue vicinanze. Speriamo che i pompieri arriveranno nella maniera più rapida possibile. Però date un'occhiata al nostro complesso industriale che è stato realizzato. Troviamo diverse aziende che sono riuscite ad evolversi soprattutto alla massima densità, e questo garantirà un aumento delle nostre entrate, ma soprattutto anche numerevoli posti di lavoro anche per l'intera regione. Però vediamo un po', anche dalla regione stessa arriva immediatamente un bel amico, l'elicottero di Canale 7 con inviati speciali che è pronto per accogliere nuove notizie. Speriamo che riescano a spegnere questo incendio nella maniera più rapida possibile per evitare quindi cali finanziari. Allora, ovviamente tutta questa crescita industriale ha comportato anche una diminuzione della nostra energia presente ovviamente nella cittadina. Siamo a un deficit di circa 42,6 megawatt e ovviamente la nostra piccola centrale a carbone non riesce più a conferire l'energia che serve alla nostra città. Come potete vedere abbiamo raggiunto il massimo ovviamente dei moduli disponibili e riusciamo a erogare 300 megawatt di energia, e quindi siamo in deficit finanziario. Allora dobbiamo optare a una nuova fonte di energia, magari rinnovabile, che ci consenta quindi di mantenere la nostra città, soprattutto nel momento in cui andremo a investire il nostro milione, anzi 2 milioni, adesso sono riusciti a raddoppiarsi. Allora io avevo intenzione di usufruire della scoperta che è stata effettuata nella cittadina di New Alexandria, patria dell'educazione, quindi del sapere, la nuova scoperta inerente alla sezione dei pannelli solari. La nostra centrale di energia solare potrà essere potenziata al massimo delle sue capacità con i nuovi moduli scoperti appunto dagli scienziati. L'unico problema è capire dove posizionare la nostra centrale di energia solare. Allora, avevo pensato di posizionarla nella parte destra della nostra città, magari sostituendola a qualche zona a media densità e anche alla nostra zona di raccolta d'acqua, però ovviamente ho visto che non è possibile, quindi magari provvederemo a eliminare il nostro quartier generale dei metalli, posizionarlo magari in una zona un pochino più tranquilla, come per esempio nella parte sud della nostra città, e posizionare finalmente la nostra centrale di energia solare per vedere un po' come se la cava. Allora, innanzitutto mandiamo i bulldozer al nostro quartier generale dei metalli, mandiamolo giù, attenzione qua sotto, vediamo se c'è qualcuno. Perfetto, buttiamo giù anche queste case perché ovviamente sarà necessario. Ovviamente la nostra popolazione adesso andrà come dire sotto il numero prestabilito, ovvero sotto i 100.000 abitanti, però sarà fondamentale perché dobbiamo sostenere la nostra piccola cittadina. Allora, vediamo un po' come possiamo fare. Eccolo qui, la nuova centrale di energia solare verrà posizionata proprio in una zona fantastica che sarà fondamentale. Allora, vediamo di ridurre innanzitutto la nostra stradina della discarica, perché ovviamente è inutile. Molto bene, vediamo di ridurre questo spazio in aggiunta, vediamo di eliminare anche questa piccola strada. Attenzione a non buttare a terra però la nostra centrale dei pompieri. Allora, eccola qui la nostra nuova fonte di energia, questa volta un'energia diversa. Posizioniamola nella maniera adeguata. Perfetto, siamo riusciti a recuperare già qualcosa. Allora, ecco i pannelli di cui vi parlavo, e anche qualcuno di voi me li aveva consigliati, anzi qualcuno di voi mi aveva anche detto di utilizzare questa piccola centrale all'inizio della partita. Ovviamente all'inizio della partita, all'inizio della mappa, quando ovviamente non c'era nessuna persona dedicata all'educazione, avevo la possibilità solo di collocare i pannelli solari fissi, che ovviamente conferiscono 12,1 megawatt nelle ore di punta, mentre i nostri pannelli solari concentrati conferiscono 37,5 megawatt nelle ore di punta, e quindi solo un pannello del genere sarà fondamentale per usufruire di tutta l'energia che abbiamo bisogno. Vediamo, guardate un po' quanti ne possiamo mettere, quante possibilità abbiamo di utilizzare questa energia, fin a 16 possibilità di espansione. Ok, posizioniamone uno nella parte sinistra della nostra piccola centrale, anzi ben due, in modo tale che siamo un pochino più tranquilli. Vediamo un po' se possiamo posizionarli in maniera quindi verticale per evitare di distruggere le nostre abitazioni. Perfetto, adesso avremo un surplus di circa 47 megawatt e soprattutto potremo anche vendere la nostra energia in vendita per adesso a New Alexandria, ovvero il nostro caro Rubendros che si ritrova a una decina di metri da noi. Allora, molto bene. Ci sono degli edifici non alimentati, provvederemo adesso con l'aumento della velocità per vedere un po' adesso come gli edifici verranno alimentati nella maniera migliore. Vediamo un po', ecco che arrivano immediatamente le scosse energetiche presso appunto la nostra nuova, presso appunto la parte di città che non era alimentata. Date un'occhiata, addirittura Lupin Revisioni Contabili per adesso si ritrova in deficit proprio perché non hanno energia. Date un'occhiata anche ai commenti da parte della popolazione, vorremmo un po' di energia, e questo ovviamente sarà fondamentale per il sostentamento della nostra città. Allora,
Allora, ovviamente ancora sono in cercasi di personale, anche perché abbiamo distrutto la maggior parte della zona residenziale che trovavamo in questa parte. Vediamo di ripopolarla. Benissimo, ovviamente questa zona deve rimanere completamente libera per utilizzarla magari per nuove abitazioni, e quindi dobbiamo stare adesso calmi e attendere che i nostri cittadini iniziano ad arrivare. Molto bene, allora vediamo un po' come sta andando. Perfetto, vediamo un po'. Ecco, carica, celle fotovoltaiche si stanno alzando verso l'alto e inizia ad arrivare la nostra cara energia, fornendo energia alla città. Potete vedere ben $785 di spese provenienti immediatamente dalla nostra energia, ed ecco qua che finalmente riusciamo a ottenere un po' di energia per la nostra popolazione. Vediamo un po', 30 megawatt in eccesso. Adesso andremo a risolvere i nostri problemi. Date un'occhiata come vanno ad accendersi immediatamente le piccole abitazioni dei nostri cittadini, immediatamente con i nuovi impianti appunto energetici. Molto bene, allora, come vi avevo detto, avevo intenzione, maledizione, questo dannato incendio ha fatto fuori la nostra fabbrica numero 1, vediamo di ricostruirla. Eccoci qua, vediamo di metterla nuovamente sull'attenti. 6 macerie, dannazione. Vediamo un po' che è successo proprio da queste parti. Anche gli edifici circostanti hanno subito l'incendio che si è disperso in quest'area. Allora, come vi dicevo, avevo intenzione di utilizzare il nostro capitale, i 2 milioni disponibili in tasca, per andare a creare magari una nuova... Attenzione, posizioniamo nuovamente il nostro quartiere generale dei metalli, che è di fondamentale importanza. Vediamo un po' dove possiamo collocarlo, vediamo un po'. Anzi, forse possiamo metterlo addirittura nella stessa zona. Vediamo di mettere una nuova zona ad alta densità da questa parte. Perfetto, allora vediamo di posizionarlo perché è fondamentale per raccogliere punti nei confronti anche degli altri giocatori, ma anche per espanderci magari verso una nuova, verso una nuova divisione. Allora, avevo intenzione di andare a creare, quindi a specializzarmi verso una nuova categoria di specializzazione. Avevo intenzione di utilizzare quindi, come mi avete consigliato, il sistema delle scuole professionali per educare la nostra popolazione al meglio, e quindi utilizzando le scuole professionali i nostri edifici miglioreranno, diventeranno quindi ad alta tecnologia, e potrò anche costruire la fabbrica dei processori. Utilizzando tutta la plastica che otterremo dalla centrale di riciclaggio, produrremo quindi una quantità di processori che verrà inviata sotto forma di televisioni alla nostra grande opera. Potete vedere che adesso stiamo continuando a inviare metalli nella nostra sezione dell'archeologia. Soprattutto i metalli vengono inviati costantemente dalla nostra cittadina, però a breve arriveranno anche da New Alexandria, in maniera particolare le leghe. Quindi torniamo alla nostra cittadina aumentando la velocità, vediamo come se la sta cavando per quanto riguarda l'energia. Adesso tutti gli edifici stanno per essere portati al massimo. Potete vedere che l'energia sta per arrivare nelle nuove abitazioni. Molto bene, siamo arrivati a 96.000 abitanti, dobbiamo ripopolare appunto la nostra piccola città. Adesso 98.000, molto bene, stanno per arrivare nuove persone. Perfetto. Mi avete fatto notare soprattutto nel video precedente che c'era una sorta di ingorgo nella parte nella parte centrale della nostra città, e come potete vedere ho ricollocato la scuola in maniera differente perché non riuscivo più a far sbloccare il traffico. Piromane di Terra dei Cachi minaccia le case locali. Probabilmente il piromane è stato alla nostra centrale numero 1 e ce l'ha fatta a fettine, maledizione. Vediamo cosa succede intanto alla nostra centrale di polizia. La criminalità prende il sopravvento, però ovviamente il nostro caro Zenigata riesce a tenere a bada tutti i criminali che si ritrovano qui intorno. Allora, vediamo un po', vedremo adesso di migliorare ovviamente la nostra sezione dell'educazione, posizionando la nostra nuova scuola professionale. Deve essere posizionata in una zona ovviamente industriale, quindi dobbiamo stare attenti a non distruggere più, molte industrie. Quindi vediamo, io avevo pensato di posizionarla appunto da queste parti, in modo tale da rinnovare il tutto in maniera consistente. Perfetto, $42.000 con un prezzo di $500 l'ora. Queste sono delle spese davvero molto consistenti, però ovviamente vi ricordo che, come mi avete fatto anche notare, che le tasse innanzitutto le abbiamo all'8-9%, ma anche che otterremo quindi transazioni mensili pari a $525.000, quindi siamo, come dire, in un leggero surplus finanziario. Anche un assassino proveniente da Terra di Cachi, probabilmente è arrivato Altair con il cappuccio e i pugnali sotto appunto le maniche, che probabilmente romperà un pochino le scatole. Allora, vediamo un po', dopo lo sconvolgente omicidio la polizia locale è sotto i riflettori. Dove sono i poliziotti? Abbiamo un sacco di auto della polizia, dannazione, ben 16 auto con 2 furgoni anticriminalità, e ancora continuano a rompere le scatole. Mi sa che dovremo collocare al più presto un'ala investigativa. Dobbiamo migliorarci in quest'ambito in modo tale da far stare tranquilli i nostri poveri commercianti. Guardate un po' che figo questo nuovo come dire, centro commerciale
commerciale, mamma mia, vediamo un po' come si chiama, Electoral Bank, la nostra attività ha bisogno di più turisti, addirittura si ritrovano alla massima densità, mamma mia, eccoci nuovamente al massimo della nostra popolazione, quasi 110.000 abitanti, ovviamente la nostra scuola professionale ha bisogno di, come dire, di lavoratori per funzionare al meglio, perfetto, già siamo, già come possiamo dire, è in funzione, molto bene, vi ricordo che ha possibilità la nostra scuola di espandersi tramite le ale di estensione, aggiunge altre aule per offrire ovviamente altri posti agli insegnanti, quindi avremo la possibilità di istruire più persone contemporaneamente. Vediamo di posizionarla in una zona migliore, vediamo un po' se possiamo evitare di distruggere qualcosa, vediamo un po', molto bene, questa zona, come dire, è composta da alcune industrie a bassa densità, vediamo di convertirle in delle scuole. Perfetto, allora come potete vedere intanto le nostre fonderie continuano a produrre minerali a una velocità davvero fantastica, guardate un po', continuiamo a produrre ben 72 tonnellate di leghe al giorno, quindi davvero una capacità incommensurabile. Allora, vediamo un po', ci sono dei problemi inerenti alla nostra, come dire, alla nostra sanità per quanto riguarda il fuoco. Caserma dei pompieri ovviamente si ritrova in netta difficoltà perché gli incendi tossici provocati da materiali tossici distruggono la città. Vediamo un po', ci sono dei problemi tossici, attenzione, come dire, l'elicotterino di Canale 7 è ancora vicino alle ciminiere, stai attento, a uno sbuffo di vapore che parte, che ti fa partire l'elica, amico mio, quindi stai molto attento. Ovviamente per gli incendi tossici provenienti da materiali tossici abbiamo bisogno necessariamente dei mezzi NBCR. Eccoli qua, vediamo un po', possiamo immediatamente posizionarne qualcuno visto che sono stati scoperti nella nostra regione e per evitare finalmente questo problema. Allora, vediamo di spegnere finalmente questi dannati incendi tossici, molto bene, ovviamente vi ricordo che abbiamo il nostro caro elicotterino, questa volta dei pompieri nella parte superiore della nostra torre, sarà fondamentale per evitare la maggior parte degli incendi nella nostra città. Allora, vediamo un po' che succede, maledizione, guardate, già è andata a fettine una prima industria, abbiamo perso ben $1.000 di, come dire, di guadagno orario. Allora eliminiamo tutta questa zona per ricostruire il tutto, anche questa zona come dire, di discarica. Ah, maledizione, mi sa che ho distrutto anche qualche bella macchinina che andava avanti e indietro. Riuniamo il tutto con una bella strada ad alta densità, soprattutto andiamo a migliorarle, perfetto. Vediamo un po' di eliminare anche queste piccole industrie che hanno subito delle, come dire, degli effetti negativi. Vediamo come va adesso la nostra scuola, insegna 8 studenti, perfetto, adesso ovviamente inizieranno ad arrivare nuove persone nella parte sud, vediamo di aggiungere anche qualche altra fermata o ce la stiamo cavando alla grande, perfetto. Allora, mi sembra di aver visto anche qualche altro problema nella nostra specializzazione, ovviamente i depositi sono sempre pieni perché non si riesce a sfruttare la nostra, come dire, la nostra affluenza di macchinine al massimo, quindi meglio aggiungere qualche altro autobus nella nostra sezione, ovviamente dei pullman. Vediamo un po' dove ritroviamo la nostra bella azienda dei pullman, eccola qui, il nostro deposito di navette, vediamo di aggiungerne un altro per evitare quindi qualche altro problema inerente alla nostra sezione degli autobus. Però ancora problemi con le acque reflue, certamente 115.000 abitanti, ovviamente i bisognini dei 115.000 abitanti non vengono smaltiti nella maniera corretta. Un'altra tanica ovviamente per le acque reflue sarà fondamentale per smaltire quest'altra, come dire, quest'altro problema. Allora, ho visto anche che un'ottima quantità d'acqua si sta, come dire, creando vicino all'impianto di depurazione delle acque reflue e quindi può essere anche un'ottima idea da parte della nostra stazione di pompaggio concentrarsi in questa zona per recuperare acqua, perché ovviamente non intendo spostare la stazione di pompaggio in qualche altra zona della città, quindi per andare a distruggere. Molto bene, la nostra cittadina sta prendendo un'ottima piega, come potete vedere siamo riusciti a raggiungere 122.000 abitanti, quindi stiamo crescendo, abbiamo ottenuto ben 20.000 abitanti da quando abbiamo distrutto il piccolo centro residenziale nella parte sud della nostra città, collocando la nostra piccola centrale energia solare. Allora, come potete ben vedere, ovviamente quando arriva la notte, ovviamente verso, come dire, le 4 del mattino, la nostra piccola centrale accende un bel segnalino in rosso e dice che stiamo funzionando con energia a batterie e ovviamente qui entra in gioco la nostra bella centrale a carbone che ovviamente funziona tutto il giorno. Quindi questo lavoro ovviamente contemporaneo di entrambe possono funzionare al massimo per la nostra città. Ho visto che anche qualcuno mi aveva domandato come mai non collocavo una bella centrale energia nucleare, proprio perché una centrale nucleare comporterebbe grandi costi di manutenzione, ma soprattutto anche grandi quantità d'acqua, che ovviamente queste non sono un problema, però ovviamente per evitare che vengano emanate radiazioni anche nell'area circostante è necessario un elevato livello di educazione nella nostra città, che ancora ovviamente non abbiamo, perché la nostra piccola scuola professionale adesso non è che sta fornendo un'energia, come dire, non è che sta fornendo un'educazione massima alla gran parte della popolazione, quindi dovremo attendere
utilizzare magari, come dire, i 5 cappelletti o addirittura i 4 su 5 per collocare finalmente una bella centrale nucleare e sostituire quindi sia la centrale a carbone che quella a energia solare. Allora, visto che ci stiamo ritrovando in gravi ristrettezze, vediamo di collocare finalmente un'altra bella sezione di pannelli solari. Vediamo un po', nuovamente a 41 MW, potete vedere l'educazione come la chiave della nostra città, quindi conoscenza è davvero potere. Potete vedere che se non ci fossero stati questi piccoli centri appunto di raccolta di energia non avremmo ottenuto questo surplus. Allora,